Benvenuti a Come rendere la vita più facile al commesso. Quando entri in un negozio e il commesso ti dà il buongiorno, tu devi rispondere: voglio solo dare un'occhiata. No. Scusa, che maleducata. Buongiorno, virgola. Non aggiungere che vuoi dare solo un'occhiata se poi... Una toccata. Se devi fare una domanda al commesso... Ma certo, si fate le tette, dai. Anche le punturine, certo. Interrompi la telefonata. Chiaro, jeans. Se alla domanda Ma i colori di quella maglia là sono tutti esposti? ti risponde di sì, Non chiedere. Quindi non c'è? color uovo di pettirosso chiaro, vero? Se devi fare un regalo al tuo compagno, Allora ti guardo così, due spalle così. devi conoscere le taglie. Non ha culo. Ma ha un In cazzo. riguardo alla tua taglia, se hai la 50 non puoi entrare in una 42. Vabbè, perché oggi ho la pancia gonfia? Non chiedere. E quelle scarpe rosse? Che numero hai? 35, 36, 37, 38, 39, 40 e anche 41. Che peccato. Ho il 42. Di direttamente il numero che ti serve. Ho un piede importante, molto affusolato, comunque. È stata una giornata frenetica? Sì. Hai corso come una matta? Sì. L'efficacia del tuo deodorante è stata messa a dura prova? Evita di provare i vestiti. Ma chissà perché la destra ha sempre una sudorazione più intensa della sinistra. Non provare capi chiari se ti sei un po' truccata. Troppo grande per me. Se non vuoi comprare il capo che hai provato, Sai quei giorni che non ti vedi con nulla, no? non restituirlo al rovescio. E se non sei sicura di come si appende alla gruccia, Grazie. lascia fare al commesso. Ah, non era messo così? Non chiedere 3 volte la stessa cosa. Ho visto che la M di questa in negozio non c'è. Ma magari c'è in magazzino. Mi dispiace, terminata. Ma non c'è in magazzino? Ahimè, no. Ma come non c'è in magazzino? Quando ti presenti alla cassa, Cosa faccio? La prendo o non la prendo? devi avere le idee chiare. Forse sì, forse no, non lo so. Ma no, ma sì. Ricorda, l'intelligenza è quella cosa che se chiedi, dici per favore. Se ricevi, dici grazie. Se sbagli, chiedi scusa. E se proprio ti fanno arrabbiare, puoi dire: ma vai mo. La maleducazione crea al maleducato stesso problemi al cuore e alla pressione, aumentando così il rischio di morte. Caro maleducato, se la tua intenzione è quella di morire, aspetta il momento in cui il commesso abbassa la saracinesca del negozio e gli chiedi: Scusa, ma state chiudendo? State chiudendo?